Ieri sera alle 11:20 prima avevo visto un messaggio che l'ho visto dopo perché ho avuto una chiamata e mi hanno informato che c'era un incidente stradale molto grave perché era transitata l'ambulanza ma insieme c'era comunque anche i vigili del fuoco. E sono andato sul posto, ho trovato appunto i vigili del fuoco, ho trovato la stradale, i carabinieri e le ambulanze che erano appena partite perché a terra c'era corpo di Davide. E papà era appunto, papà era qui ed è stato uno strazio che non lavora nessuno, anche perché inviò figli e credo che nessun padre vorrebbe vivere un momento del genere. Io per primo non posso immaginare il dolore comunque che non è solo della famiglia ma anche della comunità che si stringe attorno a loro. I due ragazzi stamattina ho saputo comunque che sono, appunto, uno è stato dimesso, l'altro la cosa che ho detto ieri sera è poi qui sono arrivati i ragazzini e le ragazzine della compagnia, di cui Davide e gli altri ragazzi sono appunto in comitiva. E ho detto loro che spero insomma di non dover piangere più nessuno di loro, insomma. Che quando si guida la macchina bisogna avere un po' di testa e che se magari qualcuno di loro magari beve, non deve guidare la macchina, ma uno di loro non deve bere, soprattutto con la questione della velocità perché noi pensiamo, questo abbiamo passato un po' tutti quanti, insomma, credo di dire una cosa comunque anche scontata, no? Che quando siamo giovani pensiamo di essere mortali, che qualsiasi cosa ci è permessa. In realtà non è così, ragazzi. Siamo molto, molto mortali, siamo molto cagionevoli e purtroppo vedete come insomma queste cose qua, queste tragedie si ripetono e credo comunque sarebbe anche ora un attimo un po' di fare un po' di riflessione. Io la cosa che comunque che dico, Davide come gli altri, io sono 15 anni, sono in amministrazione, quindi i ragazzi che hanno 20, 22, 25 anni, io ho visto crescere, sono un po' la mia famiglia, quindi oggi è una perdita anche per me, comunque perdo una parte della mia famiglia, della mia comunità, e piango questo dolore e spero insomma comunque, che ripeto e ribadisco che non accada più.